Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo qui al Paul Ricard e signori ho scoperto una cosa incredibile, c'è il trasferimento anche dei piloti, non l'avevo vista sta cosa, quindi potremo vedere Gigi in Ferrari e il buon Sebastian Vettel alla Williams. Raga, siamo qui, purtroppo grandissima Q1, settimo addirittura, in Q2, 14esimo. Molto bene, però ho visto qua che siamo P13, quindi qualcuno probabilmente ha cambiato un pezzo di qualcosa. È previsto nuvoloso e poi parzialmente nuvoloso, ho messo il carburante a meno, quindi partiremo con grassa e poi andremo di standard. E niente raga, penso che questa strategia sia la migliore perché secondo me il Paul Ricard è un tracciato che comunque non è cioè non consumi molto, a mio modesto parere, vedendo un po' dalle proiezioni. Però dopo mi sbaglio, faccio la cagata umana. Vabbè, io direi di partire, un saluto a tutti, viva il Cume, viva Paul Ricard. Vai raga, go! Dai che con poca benzina dovrei fare una partenza su... no, sto zitto che è meglio. Albon impazzito, ho perso 2 posizioni, tutto regolare, ma se mi tocca andare esterno, dai adesso vediamo con poco carburante, dovrei tirare molto di più. Buona partenza, a livello stiloso mi è piaciuto, a livello pratico non ho guadagnato un cazzo. Vai, tracciato strano il Paul Ricard, poi è orrendo con queste fasce, queste linee vere, sì, verdi. Mamma mia, blu e rosse. Mi ha dato un avvertimento ma era per non ammazzare Magnussen, cioè, vabbè. Buono, buono. Sento che la macchina è leggerissima, Dopo sto a standard così magari i componenti non si distruggono, è solo fare 1-2 giri così chiaramente. Per cercare di entrare nella top 10, che sarebbe l'obiettivo. Essere in top 10 prima del primo pit. Che ce l'ho dal sesto al nono. Mamma mia, ti prego dimmi... Ok, alettone a posto. Bello, questa è la race che vogliamo. No, come le fighette che svolgo. Penalità, penalità. Sempre contro la Ferrari, ma a parte... Può sembrare facile. Però insomma, è bello. Lo stile Verstappen mi sta un po' sul cazzo perché fatalità prende sempre le Ferrari, però è questo lo stile che vogliamo, insomma. Se no Gilles Villeneuve ne ha squalificato tipo ogni gara. Senna e Schumacher idem, quindi faccio un po' fatica, però va bene, siamo 11esimo, Lando, è il nostro compagno di squadra, però la roba dei trasferimenti è bellissima ragazzi, io non avevo capito, pensavo solo Butler, Weber e Veneziano, ma no, anche gli altri. Stiamo accumulando usura su MGUK, dobbiamo moderare la modalità di erogazione delle RS. Non ho un gran ritmo, Paul Ricard, il Cume non ha proprio un ritmo strepitoso, Però è bello portare a casa anche un punticino. Io devo sviluppare la macchina, io voglio portare la McLaren al titolo, non mi interessa. Cioè. Ho portato a difficoltà 90 la Force India a vincerlo, però era già una Force India forte come parametri. Posso farcela anche con la McLaren che parte da centro classifica. MGUK è usurato, Sì, la velocità di carica della batteria è ridotta e se la situazione peggiora saremo costretti a ritirarci. Dai, buono. Fastest di Leclerc. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Mi fa piacere, signor Alex. Abbiamo Butler dietro con le medium, quindi ecco Butler non rompere i maroni, grazie. Visto che nelle interviste Butler si considera fortissimo, vediamo. Per Norris non lo prendiamo. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Sarà dura fare punti, ve lo dico.
Sì, ciao Butler arriva. Però il come si riprende la position. Bisogna sperare un po' di bagarre comunque come a Montreal, anche se la Francia, ma proviamo ad andare in box adesso e vediamo. Vado subito. No! Vai. Ho perso 52.000 secondi. Vai. Gara abbastanza buttata. Oh, provo ad andare subito per fare l'undercut. Vabbè. Salutiamo il Gran Premio di Francia, se voleva un miracolo adesso. Magnus si mi ha recuperato la posizione, però anche lui ha perso tanto, ho paura che a Magnus non la riprendo più la posizione, porca miseria. Cioè, devo tirare come un disperato. È che purtroppo non siamo competitivi. So che ho purtroppo delle gare dove non... se non ho una macchina potente qua la vedo difficile. Che cazzo, però... No così. Bisogna sperare nel bagarotto comunque, Certo, se dopo io lascio anche gli airs su nessuno, però è anche giusto non fare punti, insomma. Lando è rientrato ai box. Lando ai box. Vediamo se recupero qualcosa, vediamo. Tanto qua Magnussen me lo pappo Magnussen. Ricordiamo che era 11esimo, sono 13esimo adesso. Ma dai, ma ho capito l'errore, ma non può, fatalità Magnussen, perfetto, superarmi così. Non posso perdere tempo su Magnussen, lungo, Cristo di Dio. Quanto tempo sto perdendo, perché sono un pirlotto. Me lo prendo adesso, però ho perso veramente tantissimo. Vara! Pazzesco. Ha cambiato traiettoria. Vara. Che Magnussen, ciao. Vergognoso Magnussen, uomo vergognoso. E qua ho perso tantissimo, sicuramente ho perso l'11ª posizione, salvo miracoli o ritiri. Il duello con Magnussen mi ha portato via veramente tanti secondi. Peccato. Infatti nessuno va ai box. Nessuno ai box, purtroppo è ufficiale, perdiamo 2 posizioni, teoricamente, se più qualcuno non è partito con le medie, forse l'unica speranza è quella, però la zona punti è un miraggio in questo momento. Guarda Kevin, guardalo, seconda sosta, siamo entrati noni, grazie ai pit stop degli altri, vediamo come usciamo. Ancora, sì, ma sempre si armati due coglioni però. Perdo sempre secondi preziosi. Ecco, Giovinazzi c'è anche le hard. La strategia di gara è completa. Benissimo. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Non ci credo. Tutto bene? Secondo ritiro stagionale, non ho proprio... mi è partita la macchina. Mi è partita.
I piloti si avvicinano al podio dopo una gara che definirei fenomenale. Doppietta una volta la Mercedes, vittoria aspetta le frecce d'argento. Un successo meritatissimo per la Mercedes. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Pesante Fantastico questa. risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Mamma Allora mia, Luca che Filippi, che chi botta, sceglieresti Hamilton è come campione, pilota del giorno? Hamilton sta Oggi Nico arrivando. Hülkenberg ha corso una gara straordinaria. È Non stato ci credo. aggressivo nella guida. Scioccante. Proprio non so cosa sia successo, cioè... Che bello. Bel momento per il Cume. Non ho parole. E la rivalità con Magnussen la perdo. Ma vabbè, però non puoi crollare così, cazzo. Che No. cavolo di Ma stai prestazione è zitta, stata? troia. Non siamo sugli autoscontri al Luna Allora. Park. I tuoi risultati e il tuo comportamento contano. Fai più attenzione. Non possiamo permetterci troppe gare del genere. Vediamo. Questo ci vorrebbe. Le nostre richieste sono eccessive. Dobbiamo scendere a qualche compromesso. Va bene. Pare che Cazzo. non accetteranno la nostra proposta. Proviamo a farne un'altra. Bene, Mamma la proposta mia. sembra a posto. Ma- Entrambe le parti l'hanno accettata. L'ho leggermente Ora, a rischiata. partire dal prossimo L'ho weekend, leggermente rischiata. Mamma mia, sì, però non ti puoi fare ste cagare, come dai, Osterreich. Ah, Dio mio, Cuba. Il veneziano più porco del mondo. Veramente sono scioccato, ragazzi. Sono scioccato da questo secondo ritiro amarissimo. Allora, completato. No, qualifica sotto il diluvio. Ok, vediamo se qualcuno ha cambiato, non credo, però vabbè. Motas, perché detto che posso cambiare anche durante l'anno, Norris, Toro Rosso, sembra tutto uguale, ok. No, diluvio in qualifica, allora. Questo è veramente importante però, Ok. Boom, doppio motore. Perfetto. Siamo 3 sviluppi simultanei, tutti in Gran Bretagna dovrebbe arrivare, sì, qualcosa non arriverà chiaramente. Abbiamo superato però la Racing Point, mi sembra. Buono. Vabbè, andiamo a fare la familiarizzazione al circuito e poi ci salutiamo. Peccato però, ragazzi, arriva decimo, nono, settimo, undicesimo, dodicesimo, RIT, ottavo, RIT. Vabbè, ragazzi, primo anno un po' difficile. Un primo anno un po' complicato, se così si può definire. A Spielberg le libere stanno per iniziare a segnare l'avvio del Gran Premio d'Austria. Che bello, ma sono curioso di provare le qualifiche sotto il bagnato. Carl ti ha parlato dei nuovi componenti che sono arrivati dalla fabbrica, vero? Beh, sono tutti installati e... Sono tutti installati. Sborro, senti la macchina, Fiori. Cioè, ormai stanno morendo i componenti, certi componenti sono proprio morti ormai,
penso che potrò fare solo pochi come si dice, test. E a Monte Carlo ho fatto la stessa cosa, solo che al posto di fare questo avevo fatto la prova classica, la Spa con la McLaren di Ayrton. Vai. Beh, i tiri fanno parte del gioco, lo sapete che non voglio riavviare. Ecco, l'Austria è già una gara dove il ritmo è buono. Adesso Austria e Gran Bretagna che la sto riscoprendo negli ultimi anni. Ho due gare che secondo me posso fare punti in tutte e due. Speriamo. Comunque il contratto negoziato per miracolo raga, che veramente ho rischiato tantissimo. Buono. Io non riesco a fare un bel viola. Ho sbagliato un po' le ultime, cazzo. Speriamo. Non credo però. Sì. Fantastico, si vede che Boom conosci bene. boom. Ecco, adesso facciamo questa è la simulazione gara. Poi salutiamo le P1, così faccio P1, P2, P3, le divido e mi prendo i punti bonus. Ok. Dovrei farcela con questi componenti teoricamente. E così insomma nata male, 2 ritiri nelle ultime 3 gare, in mezzo un 8° posto a Montreal. L'altro anno mi ricordo che dopo ho mollato il gioco, dopo ho giocato un po' da solo, sono riuscito a vincere il mondiale con la Ferrari, però non l'ho registrato. Cosa volevo dire? L'altro anno, il primo anno, non ho fatto neanche un podio. Ma la vedo dura, insomma, non ho ancora una macchina pronta. Cioè ci vuole la gara bagar, la gara bagarotta. Però con il bagarotto ci sta, ma senza è proprio impossibile. Spariamo questi 3 giri. Se in Gran Bretagna arrivassero tutti e 3 gli aggiornamenti senza problemi, forse potrei superare anche il T-Mass. Perché se sviluppo solo una cosa, il problema è che se dopo mi cambiano il regolamento rischio di dover sprecare tutti i punti per rimettere i componenti, mentre così ce li ho un po' ovunque, insomma. Tanto comunque con i test ho visto che li ottengo veloci i punti, quindi questo è importante. Però due ritiri pesanti che mi fanno perdere tanta reputazione più che altro. Stai facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. L'Austria comunque, ripeto, è una gara favorevole. Qua appunto sicuramente la zona point, scusate per il gioco di parole, ma senti i rumori che fanno i componenti, spaventoso. Devo usurarli il più possibile. La resistenza è l'ultima cosa che voglio fare onestamente. È vero che è importantissima anche quella, però prima di avere una macchina competitiva. Piuttosto mi prendo le penalità e recupero in gara alla disperata. Ok. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Ma potevano anche cambiare le frasette all'amico, mamma mia. Certo che in prova libera sono più tranquillo, si vede che guido meglio, dopo in gara mi viene l'ansia, cioè, ho l'ansia della prestazione con sto gioco. Perché non voglio fare danni o comunque superare illecitamente. No, l'errore di Paul Ricciardo non lo capisco, però non ho visto il muro, cioè non ho visto il muro.
E non è bello non vedere i muri. Ok. Ottimo. Buono, finisce. Stai facendo... Pratica 1, possiamo anche chiuderla qua. E Lollobini gioca Pro Cycling Manager, bravo. Dovrò fare... Ho un progettino con lo zoccolo su Pro Cycling. Molto molto curioso. Tutte le vetture hanno superato Secondo, il traguardo. Queste le prime 3. Fatte. Non è molto veritiero, però mi illudono queste cose. Buono, buono. Peccato per la gara di Paul Ricard, ma in Austria sicuramente porteremo a casa un risultato molto molto migliore. Questa è una promessa comendiana. Raga, un saluto dal comandante veneziano e ciao anche a Lando. Ciao!